Siamo a 81 soggetti sequenziati con variante Delta e 4 con una variante simile, diciamo appartenente alla stessa famiglia, quindi sono 85. Poi sempre insomma un 52 di variante inglese, quindi comunque abbiamo visto che al momento c'è stato un po' un numero, è cresciuto il numero di variante Delta. Ecco, questa è proprio la notizia di questa mattina. Questa è la fotografia aggiornata del Dipartimento regionale di prevenzione alla luce dei sequenziamenti del virus, preciso anche l'identikit dei nuovi contagiati. Abbiamo un'età mediana dei casi positivi che è intorno ai 22-23 anni e questo insomma ce lo spieghiamo dal fatto che la maggior parte dei cluster che si sono verificati sono stati legati a soggetti giovani. Il fronte ora è proprio questo, le nuove generazioni, come dimostrano i focolai sparsi per l'Europa, in particolare nei paesi scandinavi e in Spagna, con Maiorca sconsigliata come meta di viaggio, ma Russo fa anche chiarezza su un altro aspetto relativo al contagio. L'aumento delle temperature nei nostri paesi, l'aumento delle temperature determina una riduzione della circolazione dei virus respiratori e questo è un dato di comportamento dei virus di tipo epidemiologico perché anche la circolazione dei virus ha una certa periodicità.